Sono 20 i posti vacanti tra i dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia in vista del prossimo anno scolastico. A denunciarlo Massimo Gargiulo, segretario regionale della FLC-CGIL, che rimarca l'assenza di miglioramenti rispetto alla situazione dello scorso anno scolastico, sebbene il numero di istituti sia calato di 10 unità, da 167 a 157, per effetto del piano di ridimensionamento scolastico. Nonostante appunto questa consistenza numerica di 10 istituti in meno rispetto all'anno precedente, l'effetto diretto del dimensionamento scolastico non accenna a diminuire la criticità organizzativa del sistema regionale. Lo ha scritto in una nota proprio Gargiulo. Infatti la pianta organica dei dirigenti scolastici dispone di soli 155 dirigenti in servizio, quando il fabbisogno sale inoltre di ulteriori 18 unità a causa dei pensionamenti, del personale utilizzato in altri compiti e di 2 dirigenti in uscita dalla regione per mobilità, quindi lo stesso identico deficit iniziale del 2023. Da qui le rinnovate critiche della FLC-CGIL al dimensionamento scolastico, che non garantisce alcuna stabilità al sistema ed è persino dannoso perché origina istituti sovradimensionati e di oggettiva maggiore complicazione gestionale, con ricadute negative proprio sulla progettualità didattica. Questi nuovi mega istituti non sono attrattivi. La direzione regionale, preoccupata di mettere in sicurezza gli istituti dimensionati, ha praticato, ad avviso proprio del segretario Gargiulo, la compressione del diritto alla mobilità dei dirigenti scolastici prevista dal contratto nazionale, con una perplessità che nasce anche sulle procedure di reclutamento dei dirigenti in corso, intempestive rispetto alle necessità, forti preoccupazioni anche sul versante dei direttori amministrativi, considerato che il 42% degli istituti scolastici regionali è privo del titolare.